AAA, cercasi accoglienza per 200 unità in strutture singole o centri collettivi fino a 50 posti. No, non è un annuncio economico, ma il bando, o meglio l'indagine esplorativa della Prefettura di Vicenza, che intende verificare sul territorio l'interesse e la possibilità di individuare strutture idonee tra il vicentino e il bassanese ad accogliere nuovi migranti. Una decisione, si legge nel bando, dettata dal fatto che il numero degli sbarchi sulle coste italiane è aumentato come il flusso in ingresso al confine orientale. Fatto un rapido conto delle strutture già esistenti e quelle immediatamente reperibili, il risultato è che mancano posti. Un bando che ha scatenato l'ira del centrodestra, vista la particolare situazione e gli aumentati casi di positivi per Covid proprio tra i migranti. Noi non abbiamo bisogno di migranti, magari ammalati, magari non controllati, di cui non sappiamo nulla, perché già il nostro turismo è in ginocchio. Magari troveranno qualche struttura che alla fame è disposta per prendere anche un po' di soldi di accogliere queste persone, ma non è proprio il caso. Oggi non è proprio possibile accogliere ulteriori migranti, abbiamo un problema sanitario. È dimostrato che oggi il virus arriva da fuori. Abbiamo un problema economico, non abbiamo soldi da dare all'accoglienza perché avremo bisogno che questi soldi fossero destinati agli italiani. Dura la posizione della Lega, che della battaglia contro gli sbarchi di migranti è stata la paladina e che oggi stigmatizza la scelta della prefettura. Stiamo facendo enormi passi indietro, da quando la Lega e il ministro Salvini non sono più al governo, questi sono i risultati: più sbarchi, più ovviamente soldi da destinare agli immigrati clandestini e ovviamente ritornerà anche il magna magna delle cooperative nei prossimi mesi, perché di conseguenza vedremo un aumento di interesse nei confronti di gente che fa facili denari sopra le spalle di questa povera gente. È una vera e propria vergogna il comportamento e l'atteggiamento di questo governo, che in un momento soprattutto di crisi come questa ha più a cuore gli immigrati clandestini rispetto ai cittadini di questo paese che da sempre pagano le tasse.